Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ormai potremmo dire iniziativa della Lega che vai, fake news che trovi. Eh sì, perché ormai è uno schema consolidato, no? Da parte del mainstream, quello di travisare volutamente o i termini o lo spirito delle iniziative politiche del partito di Matteo Salvini. Per esempio in queste ore ci stanno dicendo ritirato l'emendamento al DL Cultura sulle soprintendenze, come a neanche alludere, a descrivere una retromarcia leghista che non è nei fatti, piaccia o no. Poi uno può discutere il provvedimento, criticarlo, attaccare l'idea, ma non solo non c'è una retromarcia. La Lega ha annunciato che è pronta a presentare un disegno di legge specifico su questo tema, scorporandolo dal DL Cultura e dandogli probabilmente la dignità e lo spessore che merita anche a livello di discussione parlamentare, con l'obiettivo di una veloce approvazione, quindi un disegno di legge approntato apposta su questo tema, che ricordiamolo è la normale riduzione liberale di una entità, in questo caso le soprintendenze, che hanno esondato dalle loro sacrosante competenze e sono fattualmente diventate spesso freno di sviluppo, lavoro e dinamismo per le imprese e le famiglie italiane. L'obiettivo di fondo rimane lo stesso, cioè liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche. Quindi chi vi starà dicendo attacco al paesaggio, rischio depauperamento, attacco al patrimonio culturale, no, questo è messo in premessa. Qual è poi l'obiettivo? Affidare ai comuni, affidare all'ente più di prossimità, all'ente di governo più di prossimità e legato al principio della rappresentanza democratica, l'ultima parola sulle altre, su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche, dove il parere delle soprintendenze peraltro non verrebbe abolito, ma verrebbe reso non più vincolante, cioè verrebbe tolto un laccio e lacciuolo in questo momento spesso soffocante per il tessuto socio-economico italiano. Vogliamo fare qualche esempio per capire di cosa si parla, e messa la premessa in testa che appunto non riguardano grandi monumenti, opere storiche e via dicendo. Ad esempio verrebbe depotenziato il parere delle soprintendenze per quanto riguarda gli interventi su immobili poste in aree vincolate, per quanto riguarda l'apertura di strade e di cave, il miglioramento di collegamenti, il miglioramento infrastrutturale, miglioramento della vita concreta del cittadino, la posa di condotte per impianti industriali e civili, le palificazioni in aree sottoposte a tutela. Ancora la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari in prossimità di beni paesaggistici, la tinteggiatura delle facciate di fabbricati poste in aree vincolate. In tutti questi casi non viene eliminato nell'annunciato disegno di legge leghista, viene reso non più vincolante il parere della soprintendenza, che appunto nasce come parere, non è il dogma, il sacro graal intangibile, il freno a priori, non può esserlo.
non può esserlo quantomeno da una sana ottica di centrodestra, da chi da quella compagine politica che nasce sulla parola d'ordine della rivoluzione liberale, e da questo punto di vista è una proposta che si inserisce in un percorso, si inserisce nel percorso del salva casa, che è stata un'altra battaglia della Lega portata in porto e che ha tolto vincoli, divieti, pastoie burocratiche folli per i proprietari, spesso i piccolissimi proprietari di casa. Si inserisce perfettamente nel solco della sburocratizzazione, che è una delle parole d'ordine con cui questo governo si è presentato agli elettori e ha ricevuto il mandato dagli elettori medesimi. Quindi non solo non c'è nessuna marcia indietro, non c'è nessun attentato al paesaggio, alla cultura italiane, ci sono delle banalità, cioè il rispetto del mandato ricevuto dagli elettori e il fatto che il centrodestra persegue una politica liberale tesa a ridurre le pastoie burocratiche di un paese iperburocratizzato per liberare le numerose energie custodite nelle case, nelle famiglie, nei portafogli, nelle aziende degli italiani. Un'iniziativa di sana normalità liberale che speriamo e crediamo correrà e andrà veloce. Grazie a tutti, a domani.